Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il Garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e con me c'è l'immenso Alex Cereda. Buongiorno Alex. Buongiorno a tutti. Allora, vi ricordo sempre, date il sangue in ospedale, serve sempre, visitate radiolibertà.net che è diventato anche un giornale online e noi cominciamo la nostra trasmissione. Andrea, buon lavoro a te in plancia comando. Allora, noi oggi di che cosa parliamo, caro Alex? Di un argomento che a te sta molto a cuore. Anche a te, che è la famosa anche Alfa 6. Sì. Che ha avuto una storia molto particolare. Direi è stata non completamente capita, anche perché aveva comunque inizialmente qualche problema, ma che è un'auto che è rivalutata, soprattutto hanno usato in questi ultimi anni con prezzi in salita e con richieste sempre maggiori. Esatto. Una ammiraglia straordinaria, bisogna ovviamente vederla nell'anno in cui è stata presentata, cioè il 1981, per le prestazioni che aveva, per il lusso di un motore V6 e per gli interni e per la mitica meccanica Alfa Romeo, era un'auto che poteva competere direttamente con i marchi storici tedeschi che presentavano sì macchine sportive ma meno prestanti e meno briose. Ecco appunto, per l'anno in cui arriva, cioè il 1979, l'Alfa 6 l'Alfa 6 si presenta come una grande ammiraglia, un'automobile molto imponente, lo è ancora perché è una macchina lunga 4,73 m, non è propriamente uno scherzo, 2,60 m di passo, che se permettete è un signor passo. Qualcuno dice, ma perché purtroppo sai qual è la cosa che mi fa veramente incazzare quando si parla dell'Alfa 6? È che molti parlano semplicemente avendo letto qualcosa su Wikipedia, ma non l'hanno mai avuta. E quindi puntualmente io su un qualsiasi post di un qualsiasi club o pagina di appassionati Alfa Romeo, nata vecchia, beveva, cesso, incommensurabilmente stretta, un'alfetta allungata. Ecco, allora, un umile consiglio: se non sapete niente di questa automobile, abbiate l'educazione di stare zitti, oppure di chiedere a qualcuno che lo sa. Tipo ad esempio Alessandro Tarantino, alfa6.net, che è una bibbia vivente dell'Alfa 6. Chiedetela a lui se l'Alfa 6 è nata vecchia, oppure a chi l'ha avuta, tipo il signor Cereda qui presente, che ce l'aveva. Tu quando l'hai comprata l'Alfa 6? Io la comprai a fine degli anni 80, era già appena uscita, c'era già la 164. La linea della 164 inizialmente, diciamo la verità, non piaceva a tutti, perché è una linea che riportava un po' indietro certe auto, ovvero più plasticose, bella agli interni, ottimo il motore. Però chi come me, come te, come tanti altri ha legato alla classica Alfa Romeo, io personalmente, e continuo a dirlo, la preferisco alla 164, che è un'auto che poi successivamente ho avuto e che mi ha dato grandi soddisfazioni, ma se posso dire mi divertivo di più, o comunque avevo una casa ambulante in quell'auto perché ci caricavo di tutto, ci viaggiavo in maniera eccezionale, i sedili erano di una comodità incredibile. Ed era una macchina che anche a quell'epoca, che quando uscì la 164, l'anno 87, io l'ebbi poco dopo, questa auto si faceva ammirare, si faceva sempre ammirare. Ora, ecco perché io dico, state attenti a chi fa questi commenti, che gente che non l'ha mai avuta, che ha avuto un Alfa 6, non si permetterebbe mai di fare questi commenti. Anche perché era un'auto che costava. Ecco, che molti personaggi anche famosi hanno avuto l'Alfa 6. Quindi era un'auto che ha rappresentato l'Italia con un'ammiraglia assolutamente straordinaria. Poi il passo successivo era la Maserati 4 porte, eccetera, ma anche di prezzo ben maggiore. L'Alfa 6 è stata
io ho avuto modo di parlare ricordiamo oggi Giorgio Langella, che Come fu no? fondatore dell'Alfa 6 già dal 77-76 e mi diceva le problematiche che dovettero risolvere, ma che in sostanza la macchina andava bene. Uno aveva il ponte di Dione posteriore con la modifica watt per migliorare l'aderenza, evitare quel rollio che poteva avere in curva. Era una macchina che oggi diremo consuma tanto, ma rapportato a quell'epoca, un'auto con ben 6 carburatori da 40, che ovviamente la prima serie necessitava di continue regolazioni, come tutti i carburatori. Non smettiamola questa idea che dice gli Alfa Romeo si staravano tutte le auto, perché è normale, il carburatore è un elemento fortemente meccanico, soffre anche della vibrazione, dell'aria, della pressione, quindi non era solo per l'Alfa 6. E quindi un'auto che comunque all'inizio ebbe un buon successo, in tutto ne furono prodotte credo 11.000 o 12.000 esemplari. La seconda serie, io ebbi la seconda serie, ancora più bella perché allora queste plastiche piacevano di più. Tornando indietro, guardando la prima serie, risulta la prima serie più semplice, più elegante, meno plasticosa. Però un'auto assolutamente straordinaria e guardando la concorrenza di allora, certo c'erano le BMW che costavano anche molto di più, autovetture totalmente differenti, quindi meno espressive, belle come carrozzeria, ma per me l'Alfa 6 risulta una bella auto, però l'Alfa aveva un cuore alto, il famoso V6 Busso, che come un virus che mi ha colpito perché sono influenzato a casa, ha regalato tantissime emozioni. Vabbè, poi te lasciate la parola se hai qualcosa da aggiungere. Volevo aggiungere alcuni aneddoti sull'Alfa 6. Quello che poi segnò purtroppo il pregiudizio, l'assurda bestialità dei pregiudizi che purtroppo abbiamo in questa società e l'abbiamo anche nel campo dell'automobile, fu purtroppo un incidente che coinvolse il Gino Bramieri. Nel 1981 Gino Bramieri fu uno dei primi, era un grandissimo alfista, uno dei primi, aveva avuto anche nel 2006, uno dei primi possessori dell'Alfa 6, e fu consegnato proprio a Gino Bramieri. Nel 1981, mentre con la moglie di Aldo Giuffre, Liana Trochet, si recava a Bari per uno spettacolo teatrale insieme a un altro attore, Sergio Tardioli, ebbero un incidente. Uscendo credo da una galleria o entrando da una galleria aveva piovuto, perse il controllo dell'auto e purtroppo l'auto si ribaltò e nonostante la cella abitabile rimase quasi sana, purtroppo una portiera fu divelta e la Trochet, che non aveva la cintura di sicurezza perché allora non era obbligatorio, fu sbalzata via e morì sul colpo. Cosa successe in quest'auto? Bramieri, per difendersi, io allora seguì le cronache e mi ricordo che sia su jet motori ma soprattutto su quattro ruote c'era anche la foto dell'auto incidentata. Quattro ruote sottolineava che l'auto aveva resistito tutto sommato all'urto. Purtroppo, se non ci fosse stato il problema che non aveva la cintura, la Trochet si sarebbe salvata. Gino Bramieri fu ovviamente condannato poi, cioè, per omicidio colposo, confermarono una condanna purtroppo, si giustificò dicendo che avendo il cambio automatico, che i cambi automatici di allora non sono i cambi sequenziali di oggi che bene o male una macchina la riprendi, con un cambio automatico di allora se la macchina ti parte in protezione posteriore credo che ci sia ben poco da fare. Sì. Perse il controllo e quindi dicendo che non poteva fare nessuna manovra con il cambio automatico se non utilizzando i freni, ma una massa di quella portata non poté fare nulla. Poi si scoprì, Gino Bramieri se lo sarà portato nella tomba, che a guidare non era lui, ma forse lo stesso Tardioli. Però questi non sono argomenti comunque utili e fanno parte di una causa, una sentenza che già c'è stata e che appartiene al fatto che questo evento purtroppo portò a pensare a tutti che l'auto fosse inaffidabile. Niente di tutto questo.
Purtroppo si trascinò questa nomea e per anni era un'auto che sbandava, era un'auto che col cambio automatico non andava, era un'auto pericolosa, però ripeto, i test che fecero sulla macchina, rimisurandola, eccetera, la cellula interna era perfettamente sana e aveva resistito a un urto fortissimo. L'Alfa Romeo diceva che era l'auto che era capace di sopportare un urto di 45.000 kg, cioè rapportato all'impatto. E in effetti era molto robusta. Questo fu un evento molto, molto, molto triste. Un altro evento triste è la fine della carriera di questa Alfa 6 che si sta risvegliando tra gli appassionati e che nella seconda serie che fecero fatica a vendere, per anni, un paio d'anni credo, rimasero nei piazzali di Arese tantissime Alfa 6 vendute che furono spedite all'est e vendute a prezzo quasi di delizia. Questa è una cosa triste perché chi ha avuto quella macchina lì sa il valore. Io quando la vedo per strada quasi l'abbraccio perché è un'auto, amo tutte le Alfa. È un'auto che mi ricorda tanto, è un'auto che ha avuto un destino inglorioso e merita molto di più. E con queste cose ne parliamo anche con Giorgio, dicendomi che lui fu, ricordiamo Giorgio Langella, nostro carissimo amico, come no, in trasmissione parecchie volte, è un uomo assolutamente straordinario che ho sempre. sì. E mi raccontava che i collaudi di quest'auto non furono facili, però ebbero il modo di risolvere parecchi problemi e non era un'auto, tra virgolette, vetusta. Ripeto, dobbiamo calcolare l'anno in cui è stata prodotta. Cosa faceva la concorrenza? Ricordiamo cosa facevano gli altri, che tipo di auto producevano e che linee avevano. E ripeto, per me oggi la linea dell'Alfa 6 è quanto più attuale possibile. È vero, lo è una linea classica senza tempo. Abbiamo visto mentre tu parlavi le foto della prima serie del nostro amico Stizzo, che è uno dei tatuatori più famosi di Milano e che è un alfista sfegatato, e la sua è una prima serie blu olandese del 1981, quindi anche tra l'altro diciamo media produzione, perché poi nell'83 arriva il restyling di Bertone. E fu un restyling tra l'altro fatto veramente con quei pochi soldi che erano rimasti in cassa all'Alfa Romeo. Vennero cambiati pochi lamierati all'avantreno e difatti vennero messi i fari quadrati, i fascioni alle porte, eccetera, eccetera. Soprattutto arrivarono due chicche. Uno, il motore 2000 per motivi fiscali, perché dobbiamo anche ricordare questo, l'Alfa 6 nacque 2005 e basta. E il problema è che in quel paese, che era l'Italia della fine degli anni 70, tutto ciò che era sopra i 2000 centimetri cubici pagava l'IVA al 38%, perché bisognava favorire il prodotto nazionale e sappiamo tutti di chi. Quindi, primo modo per azzoppare un'automobile come quella, l'IVA troppo alta. Nell'83 arriva la 2000, che comunque era un 2000 di belle speranze, ma mi dicono chi l'ha avuta dice tutto sommato adeguato all'automobile. Il 2005, certo, 2005 arriva l'iniezione elettronica nella quadrifoglio oro e poi soprattutto debutta l'Alfa 6 turbo diesel, che avrebbero voluto chiamare Alfa 5, raccontano le cronache, e invece si chiamò lo stesso Alfa 6 2005 turbo diesel, che era il motore VM a costruzione modulare, quindi bastava aggiungere o togliere i cilindri. In questo caso divenne un 5 cilindri turbo diesel, quindi era anche tecnologicamente avanzato, una chicca non da poco. La cosa più drammatica è stata appunto una tassazione esagerata. L'Alfa è anche vero che in quel settore mancava da più di 10 anni, da quando non c'era più la 2006, niente di meno, che era stato l'ultimo 6 cilindri in linea all'Alfa. Aggiungeteci anche il fatto che appunto un'automobile 2005 che non ha avuto un'evoluzione per esempio a 3000, che non è stata esportata in America, che è stata tassata l'ira di Dio in Italia, rendetevi conto un po' come va a finire. Metteteci pure il fatto che l'Alfa Romeo, con il suo amore per le cose sofisticate, sportive al punto giusto, ci sono per esempio, racconta Tarantino, gli snodi le teste a sfera dello sterzo
le teste a sfera della geometria di sterzo sono quasi simili a quelle dell'Alfetta, però differiscono perché sono più grandi di alcuni millimetri. Quindi quelle dell'Alfetta non montano sull'Alfa 6, eccetera, eccetera. Tutto, per esempio, il sistema dei fari regolabili della prima serie funziona con una pompa che inietta silicone che muove con precisione i fari ed è una cosa che è impossibile da riparare. Oppure anche il sensore dell'elettronica del tachimetro, se si rompe è completamente introvabile oggi come oggi. Quindi, come vedete, non è un'automobile facile da manutenere, però resta in ogni caso la vettura che ha portato al debutto il Busso. E se posso dire, quel motore era stato progettato per tirare fuori 200 cavalli, 2005 cc, venne tarato a 160 perché l'Alfa li tarava molto più bassi in modo tale da poter garantire buona potenza e una lunga durata, una lunga affidabilità. Io posso dire di avere nella 166 praticamente l'Alfa 6 2.0 come indole, perché quel motore 2005 diventa 190 cavalli, sapete che nella versione Autodelta arrivava a tirare fuori qualcosa come 250 cavalli, perché è il plurivalvole, il 24 valvole, quindi anche qui il motore è tarato basso, così può durare più a lungo. E arrivò anche al 3002. Sì, esatto. Però mentre 3000 e 3002 hanno un'indole corsaiola, così come anche la 2000 V6 Turbo della 166. 120-330 cavalli. Esatto. Questa macchina invece, la 2005, che è più baricentrica, per la sua indole, secondo me, si avvicina nell'animo e nello spirito all'Alfa 6. C'è una grande Alfa Romeo di rappresentanza con una buona potenza che può essere un'automobile sportiva oppure può puntare sulle altre caratteristiche del Busso che sono la dolcezza e la silenziosità di marcia, perché a 100 all'ora nella pioggia, se voi state andando con la 166 sentite solo l'acqua che cade sul parabrezza e al limite le battute del tergicristallo, non potete sentire altro. Quindi è una testimonianza dell'ingegneria dell'Alfa Romeo targata Giuseppe Busso. Col motore è un motore che è rimasto nella storia e non a caso ha meritato il titolo di essere il miglior V6 mai prodotto nella storia. Secondo gli appassionati è quello anche col sound migliore. Se io penso ai motori 6 cilindri a V che c'erano in giro quando l'Alfa 6 camminava ed era in vendita regolarmente nelle concessionarie di tutto il mondo, beh, insomma, era poca la roba, perché c'era, diciamo verso il 1981, V6 dell'Alfa 6, V6 Peugeot, Citroën, Renault e Volvo, che venne montato pure sulla Tema prima serie, quello da 90 gradi. Poi cosa c'era di V6? Quelli Ford che montavano sulla Cortina o Granada. Erano in linea addirittura molto più lenti. Sì, appunto. C'era il Maserati che era V8, poi ridotto a V6 nell'81 per la Biturbo, ne ho avuto diverse. Esatto, Biturbo con tutti i suoi problemi di affidabilità, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo a una trasmissione per l'Alfa, però sulle Maserati, avendone avute 6, o sono fortunato, io tutti quei problemi che leggo non li ho avuti. Ho avuto problemi classici che potevo avere in qualunque macchina. Si rompeva una cinghia, un problema alla candela, queste cose qua. Ma a meno che, ripeto, ho fatto sempre manutenzione scrupolosa e quindi credo che il segreto era quello. Ma di questi problemi di affidabilità, tranne la prima serie, ho avuto anche la Biturbo S, che i problemini ce li aveva, però ripeto, facendo la manutenzione regolare erano affidabili. Ovvio che un V6 Busso era molto meno delicato e quindi si poteva anche chiudere un occhio. Chiusa parentesi. Alex, noi dobbiamo chiudere, quindi io ti ringrazio e ci ritroviamo il 12 di ottobre. Però ti ringrazio 6 volte tanto perché abbiamo ricordato un'automobile della quale, ripeto, molto spesso si parla per sentito dire, e invece la vera gioia è possederla e quantomeno provarla. Ma ci torneremo perché io voglio
cercare un utilizzatore, e facciamo questo appello se tu sei d'accordo qui in Sì. diretta, un utilizzatore di Alfa 6 per averlo in diretta e chiacchierare insieme a lui di questa meravigliosa automobile. E allora vedremo di portare con noi Stizzo, dai. Oggi abbiamo mostrato la sua Alfa 6, una di queste prossime trasmissioni avremo Stizzo in diretta con noi. Grazie Alex, come sempre. Grazie a voi, grazie. Noi chiudiamo qui, appuntamento il 12 di ottobre, se no, se volete, lunedì alle 18.05 trattabili Zoom sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi, ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Alex Cereda, che ringrazio, e Antonino Danna. Buon weekend. Avete ascoltato il garage dell'Alfista.